Buongiorno da Telefriuli, bentrovati a questo appuntamento con il nostro telegiornale. Il punto sulla campagna vaccinale con il monitoraggio di Fondazione Gimbe che rileva come in Friuli Venezia Giulia un cittadino su 4 ha completato il ciclo vaccinale e 1 su 2 ha ricevuto almeno la prima dose. Terapie intensive e reparti Covid nella nostra regione sono occupati al 2%. Quasi un cittadino su 2 in Friuli Venezia Giulia ha ricevuto almeno una dose del vaccino anti-Covid. Poco più di 1 su 4 ha completato il ciclo. È quanto emerge dall'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, che fa il punto anche sull'evoluzione della pandemia. In 2 mesi i ricoveri per Covid in ospedale sono diminuiti di oltre l'80%, ma ci sono ancora 2,9 milioni di over 60 in Italia senza copertura vaccinale. In Friuli Venezia Giulia l'occupazione dei posti letto in aree mediche e terapie intensive è del 2%, tra le più basse in Italia. Continua il trend di diminuzione dei nuovi contagi, meno 6,3 nella settimana dal 2 all'8 giugno rispetto alla precedente. A livello nazionale i decessi sono calati del 35%, i ricoveri in terapia intensiva del 30%, quelli in altri reparti del 24%. I nuovi casi sono diminuiti del 19%. Da 12 settimane consecutive, dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, il trend dei nuovi casi si conferma in discesa sia per la ridotta circolazione del virus, sia per la costante diminuzione dell'attività di testing. In Friuli Venezia Giulia, tra il 12 maggio e l'8 giugno, sono state sottoposte a tampone quotidianamente 146 persone ogni 100.000 abitanti, rispetto alla media italiana di 150. Quanto all'andamento della campagna vaccinale, al 9 giugno il 45,5% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino, percentuale che sale al 48,3% in Friuli Venezia Giulia, seconda dopo il Molise. Per quanto riguarda gli ultra ottantenni, nella nostra regione ha ricevuto almeno la prima dose il 91% della popolazione, nelle altre fasce d'età risultiamo quartultimi in Italia. Secondo la Fondazione Gimbe, in condizioni di bassa circolazione virale, i vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson andrebbero riservati solo agli ultracinquantenni, questo per massimizzare i benefici e minimizzare i rischi, evitando al contempo di compromettere definitivamente la fiducia della popolazione per i vaccini a vettore virale. Fincantieri e Ministero della Difesa dell'Indonesia hanno firmato un contratto per la fornitura di 6 fregate classe FREMM, l'ammodernamento e la vendita di 2 fregate classe maestrale e il relativo supporto logistico. Non è stato reso noto il valore della commessa. L'accordo assume rilevanza estrema nell'ottica di rafforzamento della collaborazione tra 2 paesi in un'area strategica del Pacifico. Leonardo fornirà il sistema di combattimento. L'ammodernamento delle 2 unità classe maestrale che Fincantieri acquisirà dalla Marina Militare una volta che saranno dismesse sarà anch'esso realizzato in Italia e Fincantieri ricoprirà il ruolo di prime contractor per l'intero programma. Secondo il gruppo, la costruzione delle fregate assicurerà notevoli ricadute occupazionali per diversi stabilimenti italiani nei prossimi anni, con forti riflessi anche nell'indotto e in altre realtà. Per Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, l'acquisizione di un ordine di questa portata consente di assumere anche la leadership globale nel settore delle navi di superficie ed è la conferma del primato tecnologico di un progetto ritenuto ancora una volta il più innovativo sul mercato. Bono è convinto che questo programma abbia una rilevanza strategica straordinaria sia per il ritorno economico per il nostro paese e per la filiera della difesa italiana, sia perché assicura a Fincantieri un forte posizionamento nell'area. È stato presentato e sottoscritto questa mattina a Trieste il protocollo d'intesa in materia di concessioni e di appalto di lavori, forniture e servizi che è stato approvato recentemente dal tavolo di concertazione. Il protocollo appalti è uno strumento fondamentale per contrastare la pratica del massimo ribasso. Sentiamo l'assessore regionale Alessia Rosolen. Assessore, è un protocollo importantissimo sottoscritto da tutte le parti. La garanzia è che tutti i soggetti si impegnano perché vinca il rapporto tra la qualità e il prezzo e non il massimo ribasso, un accordo importante anche alla luce della velocizzazione che tutta la normativa deve avere alla luce degli impianti legati al PNRR. In questo senso la sfida che tutti hanno detto è quella di usare queste risorse al meglio, usarle in tempi rapidi che spesso mal si conciliano con quelli amministrativi. È
Questa è la vera sfida che l'Italia ha davanti sulla spesa del PNRR, il motivo per cui si discute di codice degli appalti. Ribadisco, lo si fa sulla qualità della sicurezza del lavoro e la qualità sociale degli interventi che vengono fatti. Si cancella forse anche una pratica, quella del massimo ribasso, che condizionava inevitabilmente le gare, anche con punteggi per la parte tecnica molto elevate. Alla fine chi offriva di meno vinceva, ma offrire di meno non vuol dire qualità, anzi. Esatto, infatti uno degli spunti che tutta l'amministrazione regionale ha condiviso con le parti sociali e le parti datoriali è proprio quella di garantire non il massimo ribasso, ma il miglior rapporto tra la qualità e il prezzo. Questa direzione potrebbe essere un protocollo copiato anche a livello nazionale? Siamo la prima regione in Italia a farlo con la sottoscrizione di tutti, a farlo così ampio anche dopo le modifiche normative, quindi l'auspicio è che sia un punto di partenza per tutti. Sono tante le persone con disabilità che in Friuli Venezia Giulia hanno perso il lavoro a causa della pandemia, un tema delicato che è stato affrontato al congresso ordinario della Federazione Italiana di Superamento dell'Handicap, tavolo che si è riunito a Udine in Sala Iace. La pandemia ha creato difficoltà occupazionali anche ai diversamente abili. Alcuni hanno già perso il lavoro e altri rischiano di farlo. Si prevede chiaramente ancora maggiori difficoltà per le persone con disabilità di vario tipo, intellettiva o motoria che sia. Si prevede di fare delle proposte alla Regione anche a livello nazionale, perché FISH è un'associazione ombrello con una sede principale a Roma e con delle filiali in ogni regione. Di fare in modo di formare nuove professionalità, rivedere, eventualmente rimodulare le attività lavorative che prima erano di un tipo, possono diventare un altro, e soprattutto rispettare le norme che già esistono per quanto riguarda l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Molte persone hanno abbandonato il lavoro. Teniamo presente che chi era impiegato nel pubblico aveva la garanzia di un lavoro smart working. Chi era impegnato nel privato veniva facilitato andare in ferie o chiedere il 104, quindi solo 3 giorni permessi lavorativi, o mettersi in malattia, con tutto ciò che ne consegue. Si parla di nuove normative per il terzo settore. Cosa significa? Che cosa può portare di vantaggio alle persone con disabilità? Prevede la possibilità, in particolare l'articolo 55, di coprogettazione, di una diretta presenza delle associazioni e di un confronto attivo non solo a chiedere ma anche a coprogrammare e coprogettare. È un passo importantissimo. Ieri sono stati inaugurati 6 appartamenti di edilizia popolare a San Giovanni di Casarsa, tutti in classe energetica elevata grazie alla sinergia tra Comune, Atere e Regione. Taglio del nastro ufficiale per i nuovi appartamenti di edilizia popolare nella zona PEP di San Giovanni di Casarsa. 6 famiglie hanno ricevuto le chiavi delle loro abitazioni grazie a un lavoro a 3. La città di Casarsa della Delizia, che con la sua amministrazione comunale ha donato l'area denominata Ex Orti Pezzotti, la Regione, che ha finanziato l'opera, l'Ater di Pordenone, che con un cantiere da €1 milione ha realizzato la nuova palazzina, che rispetta l'abbattimento delle barriere architettoniche e punta sul risparmio energetico. Presenti i vertici del comune, con in testa il sindaco Lavinia Clarotto, l'assessore regionale Graziano Pizzimenti, il presidente e il direttore di Ater Giovanni Tassanzanini e Lorenzo Puzzi, e Don Lorenzo Camporese, parroco di Casarsa, che ha benedetto le strutture. Tutti gli appartamenti sono in classe energetica A4 con impianto fotovoltaico e pompa di calore, garage e cantina. 2,5 milioni di euro dalla Protezione Civile regionale e 2 milioni di euro da E-Distribuzione per la messa in sicurezza dopo decenni della strada turistica che da Lischiazze di Resia porta al villaggio turistico di Sella Carnizza e quindi a Ocea. Grazie a 2 interventi, uno della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia e uno di E-Distribuzione, rispettivamente di un importo di 2,4 milioni di euro e di 2 milioni di euro, la strada turistica che collega la borgata di Lischiazze in Valresia al villaggio di Sella Carnizza e da lì a Ocea in Alta Valtorre sarà messa finalmente in sicurezza dopo decenni di attesa. I fondi della Protezione Civile, spiega il sindaco di Resia Anna Micelli, sono giunti grazie all'interessamento dell'assessore regionale Riccardo
Leonardo Riccardi, a quella del direttore della Protezione Civile Aristei e al consigliere regionale Mazzolini all'interno del fondo erogato per Vaia. 5 infatti sono le slavine che hanno danneggiato gravemente il tracciato, particolarmente apprezzato dai turisti sulle 2 ruote, in bicicletta e da quelli che lo attraversano per l'itinerario celeste facendolo a piedi. Al momento resta aperta la strada che da Lischiazze porta a Sella Carnizza, mentre sono in corso i lavori dal villaggio turistico e fino a Ucea. Con l'intervento di E-Distribuzione sarà realizzato un sistema di controalimentazione per garantire la fornitura elettrica anche durante le forti ondate di maltempo e in inverno. Siamo allo sport, al basket in particolare, per parlare della finale e quindi dell'ultima gara per la promozione in Serie A. Una chance che l'UEB Gesteco Cividale dovrà giocarsi contro Fabriano, che ieri sera ha battuto San Vendemiano in gara 5 e dunque appunto sarà l'avversaria per la finale playoff di Serie B. Si comincia domenica, poi venerdì della prossima settimana la prima gara in casa a Cividale. Sarà la Visto Pro Fabriano l'avversaria delle United Eagles Basketball Gesteco Cividale nella finale del tabellone 3 dei playoff promozione di Serie B. I marchigiani hanno sconfitto ieri in rimonta la Belcorvo Racker San Vendemiano per 68-62, risalendo dal -19 e andando a conquistare la prima vittoria casalinga della serie. Finora infatti avevano sempre vinto le squadre in trasferta. Decisivo per il successo di Fabriano in gara 5 il parziale di 24-11 nell'ultimo quarto, nel quale i veneti si sono letteralmente dissolti. La serie finale tra la Gesteco e Fabriano inizia domenica con la gara 1 sul parquet di Cerreto d'Asi, nelle Marche, dove si disputerà anche gara 2. La gara 3 è in programma al Pala Gesteco venerdì prossimo. Domenica 20 giugno ancora a Cividale e mercoledì 23 a Fabriano le date per le eventuali gare 4 e 5. Chi vincerà la serie si qualificherà alla Serie A2 21-22, dove accederanno anche le vincenti delle altre 3 finali, Umana Chiusi contro Moncada Agrigento, Baccheri Piacenza contro Libertas Livorno e Roseto contro Nardò. Ed è tutto per questa edizione, tra poco l'appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata, arrivederci.